La questione dei Green Pass tra ristoratori titolari di attività legate all'accoglienza all'interno dei locali continua a creare polemica nella Marca come in tutta Italia, in particolare a infastidire nel settore l'attribuzione del ruolo cosiddetto di controllore e l'incapacità di assumere nuovo personale che vegli sull'ingresso, con un controllo persona per persona della certificazione verde. Si teme che la normativa che impone questa selezione non abbia una data di scadenza ancora e che la fortuna di avere degli spazi all'aperto diverrà poi inutile con l'arrivo delle stagioni fredde. Tra i ristoratori però c'è anche qualche fortunato che per via della struttura del proprio locale non è obbligato a chiedere la certificazione ai clienti. Tra questi anche il ristorante pizzeria e cocktail bar Clou e Bella Vista di San Fior, che grazie alle pareti laterali delle due sali ristoranti apribili garantisce uno spazio coperto e riparato senza le limitazioni presenti invece nelle zone chiuse. La normativa infatti prevede che se tre lati della struttura sono apribili almeno per il 50%, per accedervi non sia necessario essere vaccinati, guariti dal Covid o avere l'esito di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti, requisiti invece necessari per ottenere la certificazione verde. La struttura ha caratteristiche di per sé piuttosto particolari che oltre alla casuale schivata delle imposizioni, quest'estate ho potuto lavorare anche all'esterno. Sorge infatti nelle campagne confine tra i comuni di San Vendemiano e San Fior, in una zona verde che vede anche la presenza di un laghetto artificiale, popolato da anatre e diverse razze di pesci. Ai bordi del lago è curioso sapere che vivono ben 17 capre, utilizzate per mantenere pulite le sponde e come attrattiva per i più piccoli.